sardo nato in cattività, non è colpa mia, perdonatemi. Alla mia età cominciano a passarmi volenti spiriti, soprattutto se diventa un po' misogini. Quindi cosa succede? Che i complimenti e i ringraziamenti che andrò a fare alla donna valgono il doppio. E noi continuiamo a ringraziare i politici, capi tribù, il mondo intero, tutti qui. Ci dimentichiamo invece degli operai, senza i quali non si manda avanti niente. Allora, una di queste operaie si chiama Patrizia. La conosciamo tutti. Abbiamo avuto bisogno di Patrizia sempre. La memoria storica, la colonna tra i collaboratori della fase più importante. Nessuno se ne ricorda. Quindi grazie Patrizia, perché senza di te anche il sottoscritto avrebbe fatto fatica a imparare tante cose. Molti di noi sono o sono stati consiglieri comunali, assessori, provinciali, regionali, sindaci, in continente, presidenti di commissioni, presidenti di enti pubblici. Quindi, cari politici sardi, il politichese lo parliamo e lo capiamo. Dovete smettere di pensare che siamo sempre degli immigranti e basta. Noi siamo immigranti qualificati. Ognuno di noi occupa un posto, prestigio. E dove lo occupiamo siamo anche ben voluti ed apprezzati. Quindi, caro Cappellacci, mi sei antipatico. Sei assente nel posto più importante, perché l'OCI ha creato, Soggiu ha unito, Tonino ha rivoluzionato, questo congresso darà uno scossone. Visto quanto siamo uniti, perché lo stiamo dimostrando, e siamo una potenza. Lo scossone per la prima volta la Sardegna, che è quasi esente da terremoti, ne avrà uno grosso nei prossimi anni. Perché usando una parola ormai di moda, siamo indignati. E tanto, e tanto. Siamo indignati anche perché non ci sono i funzionari della regione Sardegna, dove sono? Arrivano, speriamo, perché anche loro, oltre che i politici, hanno bisogno di imparare da noi, perché c'erano tante volte delle conclusioni completamente errate. Anche loro ci considerano sempre di poveri stupidotti, non è così, mi dispiace per voi. Detto questo, come scuoteremo alla base della Sardegna? Costruendo una rete di nostri rappresentanti anche in Sardegna. Verona lo sta già facendo da anni. Mi riferisco ai gemellaggi. Tonino Mura, nella sua relazione ne parla. Credo che la provincia di Verona sia in assoluto la provincia più gemellata con la Sardegna. Noi stiamo già progettando altri due, andiamo giù nei prossimi giorni per parlare con i sindaci. La Maddalena con un paese del Trentino vicino a Madonna dei Campigli e un paese del Veronese con l'Ognone dei Colli, con Sant'Attivo. Ormai siamo talmente radicati nel territorio sardo che riusciamo a stanare i sindaci sardi. Allora, visto che il sindaco di Trattalia si è gemellata con Fumane, Valpolicella, patria della Marone, non si decideva a riunire
i rappresentanti dei vari annottamenti e prima colazione, perché mi piace parlare italiano e non l'inglese. Mi piacerebbe anche parlare il sardo, ma purtroppo, nascendo in cattività, ho imparato il dialetto veronese, non ci volete fare. Visto che il sindaco non si decideva a riunirli per fare una convenzione, abbiamo iscritto alla nostra associazione 2 persone. Il presidente del gruppo folcloristico di Trattaglies e la direttrice del coro. E gli abbiamo dato i pieni poteri. Ho detto: tu, a nome dell'associazione dei sardi di Verona, riunisci tutti gli operatori turistici. Quando il sindaco di Trattaglies ha saputo, si è mosso come una freccia, è corso subito perché perdeva l'immagine, si è dato da fare, vale a dire che abbiamo ottenuto una buona convenzione. Tutti i cittadini di Fumane, no, che vanno in Sardegna a passare le ferie, perché ormai è diventata una zona di ferie, invece di pagare 35 euro a notte, ne pagano 25. Siamo andati giù con 40 persone di Fumane, abbiamo avuto un trattamento signorile, eravamo padroni del paese. È così che si fa. Invito tutti i presidenti a seguire questa strada, perché è solo così che noi dobbiamo la guerra a portargliela in casa, perché se la guerra non gliela portiamo in casa, inutile che ce la facciamo fare, perché se no le nostre parole, anche questo congresso, serve poco. Datevi una mossa. Turismo. Beh, io sono oltremodo indignato perché l'assessore al turismo per noi non esiste, non c'è. Non esiste, non solo qua, c'è neanche là. Beh, noi siamo solo in Italia 72 pro loco, siamo 72 agenzie di viaggio, siamo 72 promotori della Sardegna. Cosa costiamo? Niente, o quasi. Perché abbiamo tutti una sede dignitosa e se non abbiamo una sede dignitosa sappiamo, attraverso le nostre conoscenze, perché siamo radicati nel territorio, ad avere dai sindaci delle bellissime sale per fare le nostre cose. Sapete perché non ci... Stavo dicendo una brutta parola, perché non ci considerano, comincia sempre per C. Forse perché siamo gratis. Se fossimo a pagamento, probabilmente, visto che qualcosa può sempre rimanere attaccato alle mani, allora forse ci considererebbero di più. Chiaro? Allora, il nostro assessore al turismo, come l'assessore alla pubblica istruzione e tanti altri, anche l'assessore ai trasporti, no, io ho sentito questa novità e mi fa piacere che finalmente il presidente della Fasi è stato chiamato al tavolo. Quando si fa la continuità territoriale non si può fare a senso unico. Ci sono una marea di emigrati sardi che vanno in Sardegna, ma ci sono anche gli italiani che vanno in Sardegna. Allora, credo che sarebbe opportuno anche parlarci tra assessori del nord Italia, del Veneto, della Lombardia e l'assessore ai trasporti della regione Sardegna. Perché la continuità non può essere l'aborto che c'era prima, a senso unico, che hanno scelto Verona per la continuità, parlo contro me stesso se volete, ma era meglio che la facessero da Venezia, non da Verona. Perché si sono inventati questa troiata di farla da Verona? Ma questo perché? Perché ragionano a senso unico, perché sono talebani, perché i funzionari non hanno fantasia, si sono fatti la continuità territoriale del loro servizio, partivano la mattina dalla Sardegna e tornavano la sera. Ma se io vado in Sardegna da veronese per affari, devo dormire una notte in più in Sardegna per rompermi le scatole. Poi io non ci vado. Quindi il turismo è una cosa importante, la cultura è una cosa ancora più importante se volete, anche se il turismo è cultura. Allora, questi assessori dovrebbero venire a confrontarsi con noi, ad ascoltare le nostre proposte. Non siamo un branco di deficienti, abbiamo persone molto capaci che lavorano anche in questi settori del turismo, della cultura, che potrebbero portare tante idee nuove e anche unire la Sardegna al continente
in maniera più costruttiva, spendendo poco e dandoci anche soddisfazione, perché viviamo anche di soddisfazione noi. Se lo facciamo con entusiasmo, io potrei fregarmene della Sardegna. Ma io sono mezzo sardo, anzi meno sardo e più veneto, però mi sento sardo. Sono orgoglioso quando dalla Sardegna riconosciuta la sardità. E ripeto ai signori politici sardi che non basta essere nati in Sardegna per essere sardi, ci vuole cervello.